Buongiorno a tutti ragazzi, secondo le ultime previsioni meteo ragazzi, questo ha dell'incredibile. Dopo aver detto che avevamo 3 giorni di maltempo che arrivavano sull'Italia, causati dall'uragano Dorian e Gabrielle, adesso invece ragazzi tutto è capovolto. In effetti addirittura colpo di scena, arriverà l'estate. Maledizione, non lo so. Comunque ragazzi, da giovedì 12 arriverà questo caldo anticiclone africano, che già sta parola non mi piace, che comunque farà alzare di molto le temperature addirittura fino a 35-36 gradi sulla Sicilia, sulla Sardegna e sul centro Tirreno, un po' a sud e un po' a nord, nulla di eccezionale a nord e a sud, ma al centro e sulle isole maggiori si avrà proprio questa cosa africana, così la devo chiamare. Purtroppo oramai mi rassegnando sempre di più ragazzi, che qua non viene a fare proprio nulla. Non lo so, questa è forse una maledizione che ho, non lo so. Tutto contento io che da domani arriviamo a tempo e poi non lo so ragazzi, se questi ci fanno pure loro, ci sono, non lo so. Però ho controllato dappertutto ragazzi ed è così. In effetti da giovedì si innescherà questo diciamo, ritorno dell'estate, anche se pur breve, perché già il 18, cioè mercoledì prossimo, poi se ne andrà via perché le correnti, diciamo, fresche e instabili sono in arrivo. Però io mi credevo sinceramente che piovesse un po', temporale, tempesta. Invece niente ragazzi, non ci stanno santi, proprio qua stiamo in Marocco, bravo, questa è la parola esatta, no Africa. L'Africa oramai è passata, Marocco stiamo. Non lo so, però purtroppo stamattina ho aperto 7-8 metri e tutti quanti mi dicono la stessa cosa, quindi non credo che sbagliano 8 di loro. Mi auguro che sbagliassero tutte e 8 ragazzi, ma non credo che tutti quanti dicano la stessa cosa, quindi un po' di verità ci deve stare, se no esco pazzo davvero. Io tutto contento che Dorian e Gabriella portavano un po' di maltempo e chi invece no. No, 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 non si può ragazzi, non si può. Qua perlomeno a Salerno io mi sono dimenticato come piove qua. Forse non mi ricordo più, boh. Comunque ragazzi, per gli amanti del mare potete continuare ad andare a mare, tanto sta di ciclone africano e non se ne vuole andare, almeno per il momento, quindi ci sarà un po' di maltempo, diciamo stasera e domani sulla Sicilia, un po' localmente, però da giovedì 12 ragazzi arriverà sta anticiclone africano e arriverà giustamente in Italia, tanto per cambiare. Invece il maltempo, quello lì che era stato previsto che arrivava in Italia, ragazzi, che poi era la rimanenza dei due, diciamo, uragani, colpirà la Spagna, Barcellona, la Francia e quindi a noi ci salteranno proprio. Quindi quelle fredde correnti stabili che dovevano arrivare colpiranno leggermente la Sicilia orientale e la Sardegna orientale per un giorno, mi pare domani, poi torna tutto come, come in estate, quindi e la maledizione continua ragazzi, non ci stanno santi. Non so se ti fanno una tanzerapia oggi qualcosa, no? Davvero non se ne può, vabbè, prendiamola a ridere che è meglio. L'importante è che la febbre mi è passata, poi non me ne importo proprio. Comunque ragazzi, per chi voleva la pioggia, mi dispiace, non arriverà nessuna pioggia, almeno tra oggi e domani potrà poi piovere un po', però da giovedì in poi mettete l'anima in pace che torna il bel tempo, quindi farà caldo un'altra volta. Quindi se pioverà forse tra oggi massimo domani sera, perché poi già da dopodomani, ciao ciao. Quindi questo è, in effetti
da un po' di maltempo stasera e domani sul Sicilia e Sardegna, quindi nulla di che. Ho controllato adesso tutta la settimana, ragazzi, e ci sta solo dappertutto. Non è che ci stanno, sai, quei 40 gradi che stavano prima, ma ci stanno 2 o 3 giorni proprio che si vede la cartina più rossa, poi giri il giorno dopo la cartina più bianca, quindi significa che calore. Ma di pioggia, ragazzi, niente da fare. E vi ricordate che ho fatto sulla cartina che camminava in maltempo sull'Italia? Adesso l'ho aggiornata stamattina per vedere come proseguiva. Non arrivano proprio più. Hanno cambiato direzione e vanno in Spagna. La fortuna cade nemmeno che te pareva. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata e quindi ci mi scetate proprio. Danny, la giornata è incominciata male proprio. Grazie Danny. Il maltempo che doveva arrivare Danny purtroppo è stato un bluff. Tutti quanti. E che è successo? Ti ricordi? Doveva piovere 3 giorni. Vado a fare stamattina come il tempo fra 2 giorni per vedere la situazione come sta. Bel tempo in tutta Italia. Ritorno il caldo africano. Ma che fai? Ci muove? E che già ci pazzo. Il maltempo ha cambiato direzione, sta andando sulla Spagna. E non ce la faccio, Danny, chi si fanno i pazzi? Cioè io avevo fatto pure la sequenza della cartina, tu ti rendi conto? Che stava proprio tutte quelle nuvole che io ho spiegato pure, vedete, il verde è la pioggia, il blu è freddo e si stanno dirigendo sull'Italia. Vado stamattina a fare il meteo, Danny. Vanno sulla Spagna, mo. Il vento ha cambiato la direzione e non ce la faccio. Chi se ne fa ne scipazzi? Vabbè, buono chi va a mare, Danny, ma io personalmente volevo essere poco l'acqua, la verità. E sai che faccio oggi? Mi metto fuori al balcone, esco pazzo, mi metto a buttare secchi d'acqua da fuori al balcone, dico, io sto chiudendo. Oppure prendo la doccia del bagno, faccio una prolunga lunga. Mi metto fuori al balcone, non ce l'ho qua, c'ho la finestra. E faccio piovere, ragazzi, è l'unica soluzione qua. Oggi accattare una macchina si doccia più grosso però. A magari quelle sono troppo piccole quelle della doccia. Dico io sto chiudendo. Via d'ombrello. Non ce la faccio, Dani, chi si mi fanno scipazza veramente. Cioè io ho visto pure io, capito? Giorno per giorno, tutte le forze, l'evolversi di tutto il temporale, no? Stamattina ho detto ma fammi vedere, va. Voglio fare un approfondimento. Vado a vedere tutte quelle nuvole che stavano arrivando in Italia, stanno sulla Spagna. E la Francia. Barcellona e Marsiglia. Ma non ce la faccio, non ce la faccio. Adesso stanno a Barcellona e Marsiglia stanno. Poi toccheranno la Francia e poi noi non ci hanno pensato proprio. Quindi sia nord, centro e sud proprio zero, a parte un po' di pioggia in Sicilia e in Sardegna, ma leggermente, niente di più. Poi tutta l'Italia, addirittura da giovedì 12 sta scritto in tutti i media, ora ho letto, perché poi sono andato a controllare tutti quanti. Dato giovedì 12 ritorna l'anticiclone a Ridà. Grazie, non ce la faccio. Chi se la mente mi fa una scipazza qua? Ah, Danny, ma te lo giuro, ma che incomincia a piovere, metti il cellulare qua fuori, non me ne fotto proprio. Gli metterò qualche scudo, qualche cosa. Faccio la diretta 24 ore. Ragazzi, non sono presente, però guardate come piove. Faccio 24 ore, lo collego pure direttamente alla batteria, così non si scarica. E così continua sempre a riprendere. Faccio la prima, la prima, diciamo, diretta 24 ore. La fanculo, ci vuole, Danny. Ah già fa, la metto qua sul balcone, abbasso un po' la tapparella e faccio la diretta. Gli metto tipo un vetrino avanti che non si bagna, collegato direttamente all'alimentatore e voglio vedere la roba.
Andavo a guardare, dai, devono guardare tutta la notte che piove. E magari è una soddisfazione. Vabbè, Danny, ti auguro buona giornata. E abbiamo iniziato male, io aspettavo questo giorno, guarda, ti giuro, ho detto mo piove, mo piove, mo piove. Stamattina vado per d'apri, perché un meteo, arriverà il caldo africano, ho detto vabbè questo lo dico, questo è sbagliato. Vado ad aprire notte, no, no, questo è... Ne gira pure 7-8, la stessa cosa. Non convinto, Danny, sono corso vicino a quello là che ho comprato io, no? E ho detto questo qua è quello che io vedo sempre, tutte quelle vestiti, tutta la situazione. La Cavalry, un male di pistache, vai. Mannaggia, miseria, veramente, mannaggia. No, Danny, non ce la posso fare io. Poi dicono che io esclero, ma io già escluderò per forza. Io sono cinquione che sto aspettando. No, secondo me mi ho trattato oggi, così vuol dire che sta piovendo, dico, faccio sta piove, piove. Anzi, e c'ho anche la febbre, Danny, eppure volesse che piovesse. Anche se mi è passata, oggi sto bene, quindi. Però ragazzi, questa è la maledizione del sud, secondo me. A dai a così. Vabbè, voglio, mi faccio un bel caffè, non ci voglio pensare, se no mi nervosisco. Voglio, piove, non voglio, non piove, ormai mi sono rassegnato, basta. Addirittura ha fatto la neve in questi giorni sopra. E chissà che parla una dici con un africano, ma che gesci pazzo? Ho fatto un video che a Madonna di Campiglio, sopra, tutto ha fatto la neve, la città piena di neve, qua, là, e questo è qua parlano di caldo africano. Mamma mia bello. Vabbè ragazzi un saluto, se no più ci penso e più vado da fuori, va. E sono 3 mesi che ci sto solo, proprio, a noi la pioggia personalmente a sud ci ha schifato proprio, perlomeno Salerno, eh. Secondo me ce l'avrà con noi, sono convinto. Vabbè ragazzi, ci sentiamo, va. Buona giornata a tutti.